Un emendamento inserito nel decreto rilancio è stato approvato alla Camera dei Deputati, primo firmatario l'onorevole agrigentino di 5 Stelle Michele Sodano. Il provvedimento previsto nell'articolo 245 del decreto modifica la misura Resto al Sud, si passa dal 35% al 50% a fondo perduto sull'investimento progettato. L'età viene estesa fino ai giovani di 46 anni e la quota dell'investimento soggetto a contributo viene anche elevata da 50.000 euro a 60.000. Ieri notte abbiamo finito i lavori nella Commissione bilancio sul decreto rilancio e un'importante modifica arriva sul fondo Resto al Sud. Il fondo Resto al Sud è un fondo che ha permesso a migliaia di siciliani e di meridionali di aprire le proprie imprese con degli incentivi fortissimi. Oggi, grazie alla mia modifica, cosa succede? Chi attraverso Invitanea farà richiesta per il fondo Resto al Sud avrà un contributo a fondo perduto che passa dal 35% al 50%, cioè significa che lo Stato ci mette il 50% dei soldi del tuo investimento e abbiamo anche aumentato la cifra finanziabile da 50.000 euro a 60.000 euro. Allora questa è un'occasione incredibile per fare impresa per tutti i meridionali che hanno sotto i 46 anni. Io ho sentito gli esperti del settore e sono entusiasti di questa modifica che abbiamo apportato. Adesso qual è una cosa importante? Girare comune per comune dell'Agrigentino, spiegare a tutti i giovani come poter utilizzare questa misura e questo è il mio prossimo obiettivo, cioè il mio obiettivo è circondarmi dei consulenti, di esperti del settore che possano dire ai giovani come aprire una loro attività imprenditoriale, perché il Sud ha bisogno di un nuovo tessuto di impresa sano e attraverso il decreto rilancio, che è una modifica al Resto al Sud, noi diamo una spinta, un incentivo che non c'è mai stato, quindi sono veramente soddisfatto e ringrazio il Governo e il Ministro del Sud, il Ministro dell'Economia per avere da subito approvato questo mio emendamento al decreto rilancio.